Oggi il Signore ci ha convocati perché nella fede sappiamo ancora meravigliarci del suo mistero, dove la gratuità e la sua bontà si rivelano nell'aver chiamato Sor Maria Colette, Sor Maria Prisca, Sor Prudenza, perché stiano con Lui e vadano i fratelli ad annunciare quanto è grande il suo amore. Con fede, con affetto e nella preghiera, ci stringiamo attorno le nostre sorelle, perché la loro mente sia libera e il loro cuore sia aperto ad accogliere con gratitudine quanto lo Spirito del Signore vuole operare attraverso la loro persona. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, in questo giorno di festa ci presentiamo di fronte al Signore, ringraziandolo per i suoi doni, ringraziandolo per queste sue figlie che si consacrano a Lui, e lo facciamo chiedendo prima di tutto perdono per le nostre mancanze. Gli vogliamo chiedere perdono per tutto ciò che ci ha separato da Lui e dai nostri fratelli. Gli vogliamo chiedere perdono per i nostri peccati preferiti, contro i quali non combattiamo forse con grande convinzione. Gli chiediamo perdono per le occasioni perse ogni giorno
fare l'impegno che ci sono. Ci raccogliamo un istante in silenzio, invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Ella
Suor Maria Prisca, ti hai chiamato e commissione. Suor Prudence, Mi hai chiamato e commissione. Figli carissimi, che cosa chiedete a Dio e alla sua Chiesa? Che crediamo di seguire Cristo come nostro sposo in questa famiglia religiosa, nella congregazione delle suore di San Giovanni Battista e di perseverare nel nostro proposito fino alla morte. Rendiamo grazie a Dio. Volete ora consacrarvi più intimamente a Lui con un nuovo e speciale titolo della professione perpetua? Sì, non voglio. Volete, con l'aiuto di Dio, abbracciare per sempre la vita di perfetta castità, obbedienza e povertà che fu scelta da Cristo Signore e dalla sua Vergine Madre? Sì, non voglio. Volete, con la grazia dello Spirito Santo, dedicare generosamente tutta la vostra vita al servizio del popolo di Dio? Dio ci ha iniziato di voi quest'opera buona, la porta a compimento, fino al giorno di Cristo Signore. Fratelli carissimi, rivolgiamo umilmente la nostra preghiera a Dio Padre, datore di ogni bene, perché conferma il santo proposito che egli stesso ha suscitato in questi suoi figli. Dio Padre, che ti hai consacrato a me nel giorno del battesimo, in risposta alla morte del Signore Gesù tuo Figlio, che inviama a seguire da Gesù, e convocata dallo Spirito Santo, che è luce e forza. Io sono Maria Cristiana, mio frate, inclinandomi a vivere in comunione con le mie sorelle, dello Spirito del nostro Fondatore, confidando in Maria Santissima, in San Giovanni Battista, nelle mani della superiore generale, Sorina Campani. Faccio voto a te e Dio, in perfetto, di povertà, castità e obbedienza, nella congregazione delle suore di San Giovanni Battista, secondo le sue costituzioni. La tua grazia e Dio, e le preghiere delle mie consorelle, mi aiutano ad essere fedele accanto con me. Baptism. In response to the love of Christ Jesus, your Son, who caused me to follow him more closely, and led by the Holy Spirit, who is life and strength, I, Sister Prudence Theory, offer myself to you and pledge myself to live in communion with my sisters in the spirit of our founder, confiding in Mary Most Holy, in St. John the Baptist, in the hands of Sister Lina Pantano, Superior General. I vow to you, O God, for all my life, poverty, chastity, and obedience, in the congregation of the Sisters of St. John the Baptist, according to their constitutions. May your grace, O God, and the prayers of my sisters assist me to be faithful to what I promise. Dio Padre, che mi hai consacrato a te nel giorno del battesimo, in risposta all'amore del Signore Gesù, tuo Figlio, che mi chiama a seguirlo più da vicino.
e condotta dallo Spirito Santo che è luce e forza. Io sono Maria Coletta, sua divina Sant'Iena. Mi offro a te, impegnandomi a vivere in comunione con le mie sorelle, nello spirito del nostro Padre Fondatore, confidando in Maria Santissima, in San Giovanni Battista, nelle mani del Superiore Generale Sorellina Sant'Anna. Faccio voto a te, o Dio in perpetuo, di povertà, castità ed obbedienza, nella congregazione delle Sole di San Giovanni Battista, secondo le sue costituzioni. La tua grazia, o Dio, e la preghiera delle mie consorelle mi aiutino ad essere fedele a quanto prometto. O Dio, creatore del mondo e padre di tutti gli uomini, noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie, perché dalla stirpe di Abramo hai scelto un popolo, gli hai dato la gloria del tuo nome e l'hai consacrato a te. Con la tua parola lo hai confortato mentre errava nel deserto e lo hai protetto con la tua mano potente. Povero e disprezzato, lo hai unito a te con patto d'amore. Quando si allontanava, con grande bontà lo hai richiamato ai sentieri di giustizia. Quando ti cercava, gli sei andato incontro con amore paterno, fino a introdurlo libero nella terra promessa. E noi, tuo Padre, ti benediciamo, perché in Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Fratello, hai voluto chiamarci alla luce della verità. Egli, nato dalla Vergine Maria per redimere il tuo popolo dal peccato, morì sulla croce e con la sua risurrezione preannunciò la gloria futura. Asceso alla sua destra, mandò lo Spirito Santo per chiamare innumerevoli discepoli che, seguendo i consigli del Vangelo, consacrassero tutta la vita alla gloria del tuo nome e alla salvezza degli uomini. Risuoni oggi la tua casa di un cantico nuovo per queste nostre sorelle che docili alla tua chiamata si sono offerte al tuo Figlio. Manda, Signore, il dono dello Spirito Santo su queste tue figlie, che per te hanno lasciato ogni cosa. Risplenda in esse, Padre, il volto del tuo Cristo, perché rendano visibile la sua presenza nella Chiesa. Con il tuo aiuto conservino libero il loro cuore, per prendere su di sé le ansie dei fratelli e servire il Cristo sofferente nelle sue membra. Negli eventi umani sappiano vedere la divina provvidenza che li guida. Con il dono della propria vita affrettino l'avvento del tuo regno, in attesa di riunirsi ai tuoi santi nella patria celeste. Per Cristo nostro Signore. Amen. Signore, manda la tua benedizione su questi anelli, simbolo di amore e di istruzione perenne a Cristo Gesù. Coloro che li porteranno possono essere corroborati dalla tua forza nel loro proposito di fedeltà per tutta la vita. Suor Maria Prisca, sposa dell'Eterno Re, ricevi l'anello nuziale e custodisci integra la fedeltà al tuo sposo, perché egli ti accolga nella gioia delle nozze eterne. Amen.
Suor Maria Prudenzi, sposa dell'Eterno Re, ricevi l'anello nuziale e custodisci integra la fedeltà al tuo sposo, perché egli ti accolga nella gioia delle nozze eterne. Amen. Suor Maria Coletta, sposa dell'Eterno Re, ricevi l'anello nuziale e custodisci integra la fedeltà al tuo sposo, perché egli ti accolga nella gioia delle nozze eterne. Figlie carissime, voi fate ora parte effettiva di questa famiglia religiosa delle suore di San Giovanni Battista. E d'ora innanzi tutto sarà, dice fra noi. Adempite dunque fedelmente il santo servizio che la Chiesa vi affida ed esercitatelo in suo nome.